Fate, vieni qua. Chi dice presente? Che si presenta. Qua tutti può parlare. Sono a te. Ascolta, io voglio chiederti una cosa. Intanto No, presente. Patrick è riandato, salve. Intanto credo che qua che sia, sicuramente verso i soci di Vento Stato, che abbia ad essere rispettati, in quanto è l'unione dei soci e tutti che merita rispetto. Se lì, come che penso, il minimo solito sarà perché penso in maniera diversa. Detto questo, che avete tutto il diritto di essere rispettati. Non va il microfono. E comunque, una domanda solo volevo fare tecnica al Presidente. Adesso non so quanti aventi diritto al voto se registrai cambia nel tempo. Volevo chiedere quanti Gari ha avuto diritto di voto oggi sono presenti tutti i soci di Vento Stato, cioè in base a che numero totale andiamo a discutere, perché se i soci se un numero o l'altro le cose cambia, credo, nel senso, solo questo, solo un'informazione tecnica dopo. Beh, no, dunque, io non so quanti siano i soci. No, chiedo solo per capire quanti soci sono presenti in Vento Stato, se è presente maggioranza o meno, solo questo. Allora, devo in questo caso la risposta a chi conosce il numero dei soci. E non solo il numero di soci. Beh, il numero di soci è noto perché è 270 più 10 che sono stati approvati con delibera del minor consiglio, mi sembra il 26 ottobre, che poi ha chiuso i tesseramenti in modo ufficiale, per cui il numero è certo ed è 280, è ulteriormente accresciuto dal numero dei soci di Venezia Capitale e di Brescia, che nel frattempo erano stati ingiustamente diciamo non riconosciuti. Comunque sarebbe 280 secondo i criteri, diciamo, i criteri esposti dall'attuale dirigenza emersa dal Viest. Cosa succede? Succede che chiaramente la giurisprudenza si è già pronunciata con sentenze in Cassazione in merito ad assemblee. Vale il principio della prima e della seconda convocazione anche laddove non sia statutariamente previsto, per cui laddove non interviene lo statuto interviene il codice civile che spiega bene che le assemblee in seconda convocazione sono validamente convocate con un qualunque numero di soci. Chiaramente questo lascia salvo le persone che ritengono che sia stato leso un loro diritto di fare le azioni che ritengono, però da un punto di vista giuridico e soprattutto politico questa è un'assemblea legittimamente convocata in grado di deliberare con tutte le facoltà di deliberare e sovrana per quanto riguarda Veneto Stato. Ecco, naturalmente questa è una domanda che rivolge agli organizzatori dell'assemblea, io sono semplicemente presidente, è stato inviato a tutti via email o altre forme la convocazione? Sì, con sistemi di tracciamento. Con sistema di tracciamento. Per quanto anche in questo caso, giusto visto che siamo in chiarezza, è bene specificare, anche in questo caso le comunicazioni sono state mandate via email o con altri sistemi, con sistemi di tracciamento, anche se non sarebbe motivo di per sé di nullità dell'assemblea. L'assemblea è valida, certo se qualcuno ritiene che sia stato leso un suo diritto può ricorrere, però sappiamo che c'è una sentenza della Cassazione nel 2008 che ha ben specificato che è chi ricorre che deve dimostrare di non essere stato convocato. Sappiamo anche che se questa persona in un qualche modo era comunque a conoscenza che c'era un'assemblea, questo di fatto non gli inibisce la possibilità di vedere accolto il proprio ricorso. Per cui non ci sono nemmeno appigli da questo punto di vista, la giurisprudenza in questo senso è nutrita, per cui per carità ognuno può fare quello che ritiene, però è bene dire ai soci che è ormai da 3 anni che questo genere di cose sono state risolte e sono abbastanza definite. Grazie per la precisazione. Ci sono altri interventi? Posso dire una cosa a Flash? Scusa, se posso.
Certo, Sì. avvocato Sono- Morosini. no, ma non la funziona battuta- quello. Non funziona. funziona. Funzionano tutti, comunque solo per la chiarezza, perché a me piace, poi gli argomenti più sono irti, difficoltà più mi eccitano, alla eccezione dove è andato a finire, eccolo qua, di Riondato. Voi vedete la democrazia di questa riunione, un socio che non ha voluto accreditarsi, che chiede la parola e interviene. La risposta migliore che può avere Patrick Riondato è entrare nel sito venetostato.org e leggere la letterina che ha scritto Silvano Polo ieri. Hai esattamente la risposta che cercavi a questa domanda.